Ci troviamo con Stefano Della Bianca. Innanzitutto è una bella dimostrazione di sportività, insomma, perché quando si sbaglia un rigore magari si è un po' arrabbiati anche con se stessi e si tende a scomparire, diciamo, nel senso non si ha voglia di parlarne, mettiamola così. Partiamo da qua. Sei andato convinto sulla palla? È stato bravo il portiere o hai sbagliato tu calciandola troppo debolmente? Vabbè, nascondersi dietro un rigore sbagliato non è il mio caso, anche perché insomma chi li tira purtroppo può succedere che li sbagli. Solitamente quando si sbaglia un rigore al 99% è sempre il tiratore che sbaglia, il portiere ha la fortuna magari di buttarsi dalla parte giusta, anche perché forse era tirato un po', non dico debolmente, ma forse un po' troppo centrale, però vabbè, è passata e succede, nel senso che come si sbaglia un gol, come si sbaglia una parata, come si sbaglia tante cose, si può sbagliare anche il rigore. L'importante poi comunque continuare a giocare, insomma, perché non è un rigore o un gol sbagliato che poi... Sì, anche perché era nel primo tempo, insomma, c'era tutto il tempo di sviluppare gioco e fare risultato. Oggi è stata comunque una bella partita molto combattuta da entrambe le parti, con occasioni da gol sia per bravura degli attaccanti ma anche qualche diciamo ingenuità delle due difese che non sono state proprio esemplari in alcune occasioni da entrambe le parti. Da questo punto di vista cosa hai da dire? Sì, si sapeva che comunque il Caorle è una squadra attrezzata, che ha giocatori di valore, anche se ha perso qualcuno a dicembre, però comunque sì, ha altri giocatori che comunque sono di valore, che sarebbero venuti qui a vendere carro alla pelle, come fanno tutte le squadre. Chiaramente quando incontrano il Portogruaro arrivi in uno stadio bello, arrivi in un contesto comunque che ti fa dare qualcosa in più. Sì, diciamo che loro la prima occasione sono andati in vantaggio, forse sono anche un traversone non perfetto, ma a volte anche il traversone non perfetto magari diventa il cross giusto. Noi abbiamo avuto qualche occasione e non siamo riusciti a sfruttarla. Poi insomma al secondo tempo mi sembra che comunque sì, abbiamo avuto qualche occasione in più, abbiamo spinto un po' di più, qualche occasione l'hanno avuto anche loro, ma solo da palla inattiva, da come mi ricordo, perché non hanno fatto altre occasioni. Noi abbiamo spinto, abbiamo trovato il pareggio, potevamo anche provare a trovare qualcosa di più. Sì, abbiamo avuto con Mioli un'occasione grande e poi una palla mancata di un niente per mandarla dentro, l'avversario da dire che comunque era rimasto in 10, forse lì si doveva portarla a casa, tradurre in gol le occasioni avute, però campionato alla lunga dà e toglie, i conti poi alla fine tornano. Siamo stati fortunati in altre occasioni, un po' meno oggi. Ma la fortuna, se la vogliamo chiamare così, la si va anche a cercare a volte, perché comunque sì, magari anche le partite contro, mi ricordo, contro il Fontanelle, contro altre partite che abbiamo pareggiato, magari si meritava tanto di più. C'erano partite che non è che non meritavamo, perché anche con lo Piterzino ho sentito dire che non meritavamo. Oddio, se vado a guardare poi le occasioni, diciamo che siamo stati bravi e grezzi fino alla fine, ma d'altronde le partite durano fino alla fine, non è che se uno segna il primo minuto o segna il 95esimo non è valido. Le partite durano fino alla fine, se uno ci crede fino alla fine vuol dire che è lì e le prende nel pezzo. Sì, andando sulla tua prestazione, come ti vedi, come ti sei visto oggi e come vedi, visto che adesso siamo stati raggiunti dal Prodeco Montello, come vedi il proseguo? Cambierà qualcosa magari forse per loro a livello mentale, che andrà un po' di più stress diviso tra le due squadre? Ma sai, 2 punti o primi a pari merito e con noi la migliore differenza reti e lo scontro diretto a favore, sei comunque primo, non cambia niente. Adesso a 12-13 partite alla fine non cambia niente, perché comunque sì, devi giocartela fino alla fine, si sa che con loro si deve giocare fino alla fine, e quindi sì, le nostre prestazioni devono sempre puntare al risultato massimo, insomma.
loro anche, e chi sarà più bravo alla fine. Sì, allora per chiudere sentivo, diceva prima Mister Giro, il mister del Caorle e la Salute, che chi viene qua, loro compresi, insomma danno sempre quel qualcosa in più perché giochi proprio contro la capolista, perciò noi abbiamo anche questo contro. Forse questo alla lunga ci ha anche un po' logorato, ma ci tiene sempre anche bene in palla. Tu come la vedi? Sì, beh, è chiaro, quando vieni a giocare a Futuro lo sai già che insomma c'è tutto l'ambiente positivo, e quindi per chi viene, come ho detto prima, è uno stimolo in più, quindi sì, è normale, ma insomma non è che ti logora, anzi a volte ti dà la carica anche per fare di più, perché se no vuol dire che ti temono, e vuol dire che hanno voglia di venire a sfidare la politica. Ultimissima battuta, tu hai sbagliato, si diceva prima, un rigore oggi, hai segnato domenica scorsa, non segnavi da alcune domeniche, però hai fatto degli assist che hanno portato al gol. Senti la pressione di dover per forza segnare sempre? Come bomber si sente questa? Guarda, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, sinceramente di vincere la classifica marcatori non mi interessa niente, mi interessa segnare e eventualmente fare passaggi, giocare con la squadra, perché è giusto che, cioè, è bello che la squadra vince, se ti porti a casa un titolo platonico di classifica marcatori, l'ho già vinto in Serie D, l'ho vinto in Eccellenza, l'ho vinto, a me sinceramente personalmente quel titolo lì non mi tocca, l'importante è che la squadra vinca. Poi se arriva meglio ancora, se non arriva, se la squadra ha vinto vuol dire che... Poi tu giochi libero senza pressione? Senza pressione, anche perché insomma dai, dopo quasi 280 gol in carriera non è che mi cambia farne uno in più, uno in meno, insomma. Se vengono, è chiaro che per l'attaccante è il suo obiettivo, come per il portiere, non prendere gol. Bene, allora possiamo chiudere qua e speriamo insomma, di tenersi questo primo posto almeno fino allo scontro diretto, e possiamo giocarcela là. Assolutamente sì. Grazie, ciao. Grazie. Stefano.